Buonasera e benvenuti dal Palasele di Eboli, 25esima giornata del campionato di Serie A. La Fel di Eboli cerca la terza vittoria al Palasele in 7 giorni, ma dovrà vedersela contro la Fortitudo Pomezia, che nelle ultime 17 di campionato ne ha persa soltanto una. Squadre già al centro del campo e noi diamo subito lettura di quelle che sono le due formazioni di serata, partendo dalla Fortitudo Pomezia, che schiera con il numero 1 Fionchetti, 4 Gattarelli, 9 Lugero Lopez, 10 Tiago André Santos Fernandez, 11 Lorenzo Bueno, 12 Gattarelli, 16 Cutruppi, 17 Cutrignelli, 18 Raubo, 22 Moliterno, 26 Matteus, 30 Du. L'allenatore è Ciccio Angelini, mentre la Fel di Eboli, padrona di casa, schiera con il numero 3 Carlos Dalcin, con il numero 5 Benanzio, con il numero 7 Caponigro, 8 Ugherani, 9 Liberti, 10 Salas, 11 Calderolli, 18 Caruso, 20 Tiago Lemos, 25 Di Stanio, 27 Ezzi, 77 Selusio. In panchina ovviamente Lucio Antonelli. Presentiamo anche quelli che sono gli arbitri di questo incontro. Il primo arbitro è il signor Gianluca Rutolo della sezione di Chieti, il secondo è il signor Marco Lupo della sezione di Palermo. Al crono c'è Antonio Nappo della sezione di Ercolano. Maglia verde con pantaloncini e calzoncini bianchi questa sera per la Fortitudo, completo rosso-blu invece casalingo per la Fel di Eboli. Foto di rito prima per la Feldi, poi sarà il turno anche del Pomezia. Feldi che occupa prima di questa giornata la seconda posizione in classifica, con 51 punti conquistati in 24 giornate, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Fortitudo Pomezia che invece si trova al sesto posto con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Ultimi accorgimenti da parte degli arbitri nei confronti delle due panchine. Andiamo ai quintetti. Fortitudo Pomezia che schiera Moliterno, Dudu, Matteus, Lugero Lopez e Bueno. Feldi che risponde con Dalcin, Venanzio, Caponigro, Liberti e Calderolli. Da una parte fuori Barra e Spindola e Montefalcone, dall'altra sicuramente l'assenza più pesante è quella di Michelangelo. Fischietto in bocca. Inizia adesso Fel di Eboli, Fortitudo Pomezia, con il primo tentativo in avanti da parte di Bueno, che mette il pallone al centro, dopo che però quest'ultimo fosse già andato oltre la linea di fondo campo. Prova il primo squillo in avanti anche la Feldi con questo lancio da parte di Venanzio, messo in rimessa laterale col petto da parte di Moliterno. Calderolli va da Liberti, chiudono in due. Laterale Pomezia affidato a Dudu.
Bueno, una pressione Caponigro anche su Moliterno. Dudu prova ad andare via Liberti, che commette il primo fallo dell'incontro dopo 33 secondi. Bueno, Moliterno, sempre la pressione di Caponigro, che riesce anche a schermare il tentativo di rilancio da parte di Moliterno con il pallone che finisce sul fondo. Questa volta va a lungo Moliterno, da Lugero Lopez, anticipato da Venanzio. Questo sicuramente sarà uno dei duelli chiave di questa partita. Calderolli, Liberti, Venanzio supera Lugero Lopez, Venanzio forse subisce il fallo, il pallone però arriva a Liberti che porta subito in vantaggio la Feldi Eboli. Si sblocca il punteggio dopo 1 minuto e 5 secondi di gioco, lo sblocca Liberti. Inizia subito alla grande il match della Feldi Eboli grazie al gol di Liberti. Fortitudo quindi costretta a rincorrere già in queste prime battute di gara. Calderolli, pressione di Bueno. Venanzio trova la deviazione di Lugero Lopez. Liberti, Venanzio, ancora per la corsa di Liberti, tocca a Dudu che riesce anche a completare il disimpegno andando da Moliterno. Bella la giocata di Bueno che poi va da Lugero Lopez. Tocco laterale per Gattarelli, Dudu. Va via Liberti, Dudu deve uscire dal Cin per schermare il tiro da parte del giocatore in maglia 30 Pomezia. Stavo facendo un attimo un conto in neanche, anzi in 2 settimane questa dovrebbe essere la 6ª partita per la Feldi, con sicuramente i ragazzi di Antonelli che stanno aspettando con ansia questa sosta che sicuramente arriva in aiuto per la squadra di Eboli, che ovviamente però vorrà chiudere al meglio questo trittico di partite post Coppa Italia. Dudu, Bueno, ancora a scambiare i due, prova a farsi vedere in avanti Lugero Lopez, servito adesso da Bueno. Gattarelli calcia da lontano, colpisce il compagno di squadra. Calderolli prova a far correre Caponigro che è veloce, mantiene il pallone in campo, Caponigro calcia sul primo palo dove c'è lì ad aspettarlo Moliterno. Dudu, pallone che arriva a Bueno, prova ad andare via Thiago Lemos, che è bravo a rimanere lì, è fortunato anche ad avere il rimpallo favorevole col pallone finito poi in zona Dalcin. Dall'altro lato rimessa laterale in zona difensiva per Matteus.
con la Fortitudo che li cambia tutte e 4. Idem la Feldieboli. Tiaghigno chiuso da Thiago Lemos, ripartenza Feldieboli. Selusio tocca proprio per il 20 che è di punta, viene fermato da Moliterno, ma poi sulla ribattuta arriva puntuale Giancarlo Selusio che fa 2-0. Feldieboli vuole subito time out Ciccio Angelini. Inizio super per la formazione di casa. Prima il gol di Liberti, adesso quello di Selusio. 2-0 e come vi avevo anticipato time out Fortitudo Pomezia, 3:30 di gioco e già 2-0 Feldieboli. Richiamate in campo dal suono della sirena le due squadre. Time out speso subito da Angelini, che non poteva altrimenti dopo l'1-2 micidiale da parte della Feldieboli. Angelini che adesso è infuriato con i ragazzi in panchina. Vediamo adesso come usciranno da questo time out i giocatori della Fortitudo. Subito tentativo di 1-2 tra Cutturupi e Matteus. Protegge l'uscita del Pallonezzi. Può rimettere in gioco Dalcin che sceglie Caruso, chiuso proprio da Matteus. Pallone per Cutturupi. Matteus calcia con il destro da fermo, colpendo Caruso. Palla dentro di Matteus, deviazione di un giocatore in maglia rosso-blu. Rimane in attacco la Fortitudo. Tiaghigno col mancino, è già lì Lemos che riparte, deve spendere il fallo Tiaghigno che si becca anche il giallo. Primo fallo per il Pomezia e primo giallo del match, con Tiaghigno che ha dovuto impedire la ripartenza di Thiago Lemos. Sarebbe stato un 1 contro il portiere. Selusio tocca per Dalcin, vicino per Thiago Lemos, pallone in avanti per Caruso che lo controlla. Poi viene disturbato da Matteus, che è l'ultimo a toccare. Thiago Lemos. Selusio. Scambia con Ezzi Selusio. Poi si muove in avanti Caruso che riceve il controllo, il tocco per Thiago Lemos che calcia al lato. Ottima azione della Feldieboli. Sembrava aver compromesso il tutto Caruso con il controllo, è stato poi invece bravo il numero 18 a servire Thiago Lemos, che non è riuscito ad indirizzare in rete. Matteus. Tiaghigno. Raubo. Prova a partire Matteus, poi ritorna indietro a giocare nella sua metà campo. Riceve adesso da Cutrupi. Palla per Raubo, strattonato da Selusio. Si continua a giocare. Tiaghigno. Matteus col mancino. Matteus, il primo vero intervento di Carlos Dalcin sul mancino di Matteus.
Tiaghigno prova a suolare, chiuso da Thiago Lemos. Tiaghigno dentro, in anticipo Selusio su Raubo. Cutruppi ci prova anche lui, deviazione di Umberto Caruso. Cutruppi, il tocco verso Tiaghigno, prima Ezzi e poi Selusio a completare la chiusura. Tiaghigno alza, tocca Raubo, poi prova una giocata complicata nello spazio ristretto. Cutruppi vuole pressione alta, Angelini viene accontentato dai suoi ragazzi, gestisce Giancarlo Selusio che prova ad andare in avanti ma trova la chiusura di Matteus. Cambio lato per Cutruppi, poi all'indietro da Tiaghigno, prova a far uscire un po' la Feldi, la Fortitudo, tornando all'indietro. Matteus, palla per Raubo, poi Tiaghigno prova di prima intenzione ad andare verso Cutruppi, guadagna rimessa laterale al numero 10. Calcio d'angolo per il Pomezia. Palla dentro, ancora a chiudere la difesa della Feldi. Tiaghigno questa volta va da Matteus, palla per Raubo, tocco laterale per Cutruppi, poi Matteus. Tiaghigno, gli chiedono di puntare, Tiaghigno ci prova ma Caruso legge bene la situazione, riparte Ezzi fino in fondo. Molitierno sceglie i tempi giusti per andare a chiudere su Lorenzo Ezzi. Pallone alzato per Ezzi che ci prova al volo, e si è ritrovato un po' il pallone addosso, in questo caso Ezzi. Bueno prova a superare Caponigro, mette il pallone al centro, arriva dall'altro lato del campo Gattarelli, quando ormai il pallone però era già uscito. Dalcin, lancio lungo, pallone che arriva a Caponigro, riesce a toccare Bueno dopo che si era lasciato sorprendere dal lancio di Dalcin. Calderolli per Caponigro, porta il pallone sul mancino, si era infilato in un vicolo cieco Caponigro. Infatti rimessa laterale Pomezia, Gattarelli, Bueno colpisce il compagno, pallone che arriva a Caponigro, ruba il tempo a tutti Vincenzo Caponigro con la punta e fa 3-0 Feldi Eboli.
Bravo Caponigro, prima nel controllo e poi nel scegliere la soluzione di punta per velocizzare il suo tiro. Così è stato, non è riuscito ad organizzare la parata Moliterno, pallone che è passato sotto le gambe del portiere della Fortitudo e Feldieboli che si è portata sul 3-0. Un inizio di gara perfetto per la formazione di Antonelli, con la Fortitudo che deve reagire ad una situazione sicuramente scomoda adesso. Calderolli, la porta sul destro, Calderolli, Gattarelli riesce a toccare sul tiro di Fabrizio Calderolli. Venanzio, ancora Gattarelli a chiudere, poi palla vagante, riesce a vincere il rimpallo Dudu. Cutrignelli calcia sul fondo. Ugherani scambia con Venanzio, difficoltà il central difensivo della Feldi che decide di buttare via il pallone, lo gioca da dietro la Fortitudo. Bueno, va via Calderolli ma c'è subito Venanzio. Dudu, pallone per Cutrignelli, pressato da Caponigro. Moliterno non sa chi darla, trova adesso Dudu. Palla in una zona presidiata da Venanzio, recupera il possesso la Feldi e lo gestisce con Caponigro e Calderolli. Ugherani di prima per Caponigro, ci arriva il 7 che calcia di prima intenzione con un angolo impossibile. Caponigro ancora contro Bueno, tocca il numero 11 del Pomezia, rimessa laterale assegnata alla Feldieboli. Liberti, Venanzio, tocca per Ugherani che calcia addosso a Dudu. Dentro Salas per la Feldi al posto di Caponigro, mentre Liberti tocca proprio per il Ciolo. Ugherani di prima intenzione, pallone che gli scappa via lungo. Dudu, su di lui c'è Ugherani, tocca per Gattarelli con il controllo, poi il tocco ancora verso Dudu. Bueno, un po' di spazio davanti a sé, rientra sul sinistro, arriva l'aiuto di Ugherani, ha preso anche una piccola botta Bueno che si è già rialzato. Bueno, tocco impreciso per Cutrignelli che può solo toccare. Mette dentro un quintetto sicuramente più offensivo Angelini. Adesso con Matteus ci sono Cutrupi, Raubo e Lugero Lopez.
Ovviamente ha bisogno di un acuto lì davanti l'allenatore del Pomezia. Salas, Liberti, ancora il Ciolo Salas, Selusio preciso per Liberti, che va in conduzione al centro del campo, poi non si intende con Lorenzo Ezzi, rimessa regalata alla Fortitudo, che ha già rimesso in gioco il pallone. Cutrupi in avanti per Lugero, sceglie di non mettere dentro Venanzio Antonelli, nonostante lì davanti per il Pomezia ci sia Lugero Lopez. Salas, tocco laterale dove non c'è nessuno dei suoi compagni, proprio Salas marcare Lugero Lopez. Cutrupi, Matteus prova il rilancio, trova il piede di Selusio, ancora Pomezia con Cutrupi, altro tentativo di lancio di Matteus, ancora Selusio, questa volta di testa. Raubo per Lopez, pressato da Salas, che riesce anche a toccare il pallone. Portiere di movimento, Fortitudo Pomezia. Dentro Dudu in maglia bianca, con lui Matteus, Tiaghigno, Bueno e Raubo. Raubo, tocca per Dudu, ancora da Raubo sul secondo palo. C'è il Ciolo Salas ad anticipare Bueno. Bueno calcia, trova la deviazione, rimane in avanti la Fortitudo. Tiaghigno, Matteus, ancora Tiaghigno, pressa la Feldi. Tiaghigno trova il varco per servire Raubo, dall'altro lato tanto spazio per Bueno, pallone per Raubo, la scivolata di Liberti a salvare la Feldi. Aveva eluso in un ottimo modo però la pressione avversaria la Fortitudo, che ovviamente ha il vantaggio di avere un uomo in più in avanti e lo svantaggio non di poco di non avere nessuno in porta. Tiaghigno, Bueno, un po' di spazio, non calcia, ritorna da Matteus, manovra ragionata adesso per la Fortitudo. Bueno, col mancino Bueno, largo, vuole time out la Feldi, con Dudu che si prende l'ammonizione per aver ritardato la rimessa in gioco del pallone. Aveva consegnato il tagliandino del time out Antonelli, che infatti lo sta ancora chiedendo. Arriva adesso il fischio del cronometrista. Time out Feldi Eboli con 6:38 da giocare in questo primo tempo. Punteggio lo vedete in grafica: Feldi 3, Pomezia 0.
Richiamate in campo le due squadre, 6:38 che ci separano dall'intervallo. Pomezia che da qualche minuto ci sta già provando con il portiere di movimento, un classico di quest'ultimo periodo, il portiere di movimento contro per la Feldi Eboli. Che dalla prima gara di Coppa Italia in poi sta veramente giocando in maniera eccezionale, mettendo in difficoltà le migliori squadre come Napoli, Genzano e questa sera anche il Pomezia. Ovviamente c'è una vita da giocare, ma Angelini, vista la difficoltà del momento, sta optando per la soluzione del power play. Pressa la Feldi, non vuol lasciare vita facile al Pomezia. Tiaghigno, Matteus, Bueno, Raubo, muove bene il pallone la Fortitudo, allora rientra adesso nella propria metà campo la Feldi. Matteus, Tiaghigno, Dudu, ancora Matteus, sfrutta il blocco di Raubo. Matteus che calcia sul fondo, Ugherani, un po' di spazio per Caruso, sceglie di andare da Venanzio, ancora Caruso, Ugherani di prima per Caruso che prova ad andare via ad un avversario, subisce poi il colpo in volto da parte di Matteus. Che viene punito con un fallo. Vediamo sì, la sbracciata da parte di Matteus. Si allontana Calderolli, Venanzio fa calciare Sellusio che impatta bene ma con il corpo un po' all'indietro, pallone che finisce alto. Matteus, difficoltà il 26, concede calcio d'angolo sulla buona pressione portata dalla Feldi. Pallone alzato, tocca Matteus, ancora Ugherani a battere, forte al centro con Matteus che per poco non se la butta in porta. Lascia il pallone Tiago Lemos. Ugherani prova ad andare proprio dal 20, legge la situazione Raubo, poi fallo di Umberto Caruso su Tiaghigno. Può rimettere Dudu come portiere di movimento in campo Ciccio Angelini. Bueno, Gabriel Mancino, pallone, tiro che è stato deviato, calcio d'angolo. Matteus, Dudu, pressione solitaria di Tiago Lemos che adesso rientra
nella sua metà campo. Può manovrare allora la Fortitudo, che prova ad andare da Raubo, pallone all'indietro per Matteus. Tiaguinho di nuovo da Matteus. Tiaguinho va da Bueno, è già lì Ugherani, allora si ritorna da Matteus che libera il destro sulla traiettoria di tiro. C'è Umberto Caruso, Dudu porta sul destro, Dudu, parata di Dalcin e poi sulla ribattuta arriva Raubo che accorcia le distanze. È 3-1. Proteste ancora da parte della panchina della Fortitudo, con Ciccio Angelini in prima linea, richiamati dal primo arbitro. Ammonito Angelini. Fortitudo che quindi si è portata sullo -2. Grazie al gol di Raubo. Tiaguinho, ancora portiere di movimento Fortitudo. Matteus, palla per Bueno, il tiro col mancino, provvidenziale l'intervento di Selusio. Matteus, Tiaguinho, Caponigro ruba il pallone, sfera che arriva a Calderoli che non riesce ad alzare la sua conclusione. Raubo calcia col destro dopo il tocco di Dudu, direttamente in rimessa laterale. Calderoli, serve Dalcin, rilancio con il mancino di Dalcin impreciso. Scambio tra Bueno e Raubo, poi recupera il pallone Liberti, in porta non c'è Moliterno per la Fortitudo. Liberti libera il mancino, ottima la scivolata di Tiaguinho, poi bravo Raubo a guadagnare anche la rimessa laterale. Tiaguinho in avanti, tantissimo spazio per Dudu, Dudu non riesce a superare Dalcin, era rimasto solissimo Dudu, ignorato dalla difesa della Feldi. Matteus calcia col destro, Matteus, una sassata da parte di Matteus, porta sul -1 la Fortitudo Pomezia. Si riavvicina
la Fortitudo, prima Raubo, adesso Matteus. Adesso è solo uno il gol di distanza tra le due squadre. Selusio, tocco impreciso, non rinuncia al portiere di Movimento Angelini perché sta dando i suoi frutti. Raubo, tocca per Bueno, Matteus, Tiaghigno, Dudu, tocco per Raubo, il diagonale di Raubo finisce fuori con Bueno che ha anche provato ad intervenire, è franato direttamente in porta. Dalcin verso Caponigro, non riesce a controllare il numero 7, anche un po' spinto d'esperienza da Gattarelli. Palla in avanti di Cutrignelli, direttamente in rimessa laterale. Dalcin, avanza il capitano della Feldi che tocca per Liberti, palla al centro, c'è Bueno, poi si ricomincia da Calderolli. 40 secondi all'intervallo, Calderolli, Liberti, con Cutrignelli che lo trattiene in maniera reiterata, viene fischiato il fallo. Selusio, gira il pallone la Feldi che va ancora da Selusio, contro movimento e ricezione da parte di Calderolli. Liberti congela il possesso la Feldi, cronometro che scorre, rilancio di Dalcin, palla bloccata da Molitierno ma non c'è più tempo, si conclude così la prima frazione di gioco al Palasiele. Feldi Eboli 3, Fortitudo Pomezia 2, ci risentiamo tra pochissimo con la ripresa.
Bentornati in diretta dal Palassele di Eboli, 25esima giornata del campionato di Serie A. Fel di Eboli Pomezia 3-2 dopo i primi 20 di gioco. È iniziato proprio adesso il secondo tempo. Nella prima frazione la Feldi era andata sopra di 3 gol, poi la mossa del portiere di movimento da parte di Angelini che ha dato i suoi frutti per arrivare sul -1. Vediamo se riproporrà questa soluzione subito anche in questa ripresa l'allenatore della Fortitudo. Venanzio calcia dopo il tocco di Liberti, c'è stata deviazione. Venanzio va da Lemos, non si lascia superare Cutrignelli, prova ad accelerare Gattarelli che poi prova a ricominciare e riesce a farlo andando da Matteus. Gattarelli, il rilancio di prima intenzione direttamente sui LED pubblicitari. Liberti porta la palla sul mancino, calcia con il pallone che era rimasto un po' sotto, infatti finisce alto il tentativo di Liberti. Bella palla di Cutrupi per Cutrignelli, bravo a rientrare coi tempi giusti Tiago Lemos, ma il fallo da parte di Cutrignelli su Dalcin. Tiago Lemos, Liberti, Corel Cobra, il Diavolo, chiedo scusa. Pallone all'indietro di Caruso per Dalcin, ancora verso Liberti. Tocco per il destro di Venanzio, respinto, poi Tiago Lemos. Ancora Gattarelli a schermare. Si era ritrovato il pallone giusto sui piedi Tiago Lemos. Liberti, calcio al volo sulla schiena di Gattarelli, calcio d'angolo. Liberti fa calciare Caruso che ha dovuto accelerare la rincorsa. Il risultato è un tiro finito alto. Gattarelli gioca con Cutrupi. Lancio di Gattarelli preciso da Cutrupi, poi Cutrignelli col destro, Cutrignelli, pallone che è entrato dopo il tocco del palo. Cutrignelli riporta tutto in parità al Palasele. Dal 3-0 al 3-3, pallone che è andato a finire sulla schiena di Dalcin. Non me ne ero accorto in presa diretta, quindi prima il palo, poi la schiena di Dalcin, per quello che quindi è a tutti gli effetti un autogol sfortunatissimo da parte di Dalcin. Dal 3-0 Fel di Eboli. Inizia nel migliore dei modi la ripresa della Fortitudo Pomezia. Adesso
questa partita è un'incognita, può succedere di tutto. Pallone giocato dentro, recuperato da Gattarelli che riparte. Gattarelli col destro, Dalcin respinge, poi Kutruppi. Con Venanzio sulla traiettoria di tiro. Matteus. Mancino deviato, calcio d'angolo Fortitudo. Pallone alzato da Cotrignelli direttamente in fallo laterale dall'altro lato del campo. Calderolli, Ugherani. Selusio tra le linee Dalcin. Calderolli riceve adesso Dalcin, va al rilancio lungo, Gattarelli in anticipo su tutti, arriva Selusio, il tocco Perezzi che porta il pallone sul destro, calcia Moliterno e poi Cotrignelli ad allontanare. Calderolli, Selusio da lontano, tocco di Gattarelli con Angelini che viene espulso dal direttore di gara per proteste. Riprende il gioco. Ezzi dentro da Selusio che deve ricominciare da Dalcin, passaggio impreciso. Lancio lungo di Moliterno direttamente in rimessa laterale. Ezzi lascia scorrere il pallone Calderolli, poi Selusio lo alza con Dudu che interviene di testa. Ugherani, Calderolli non calcia, va da Ugherani, palla dentro, la lascia scorrere Ezzi per favorire dall'altro lato l'inserimento di Selusio che però era rimasto più indietro rispetto al pallone partito dai piedi di Calderolli. Butta via il pallone Bueno, può ricominciare da dietro la Feldi. Pallone in avanti per Ezzi, Ezzi col mancino, tocca Moliterno e salva sull'ottima iniziativa da parte della Feldi. Pallone che è passato vicinissimo al palo dopo il tocco di Moliterno. Feldi che prova ad insistere con Calderolli, il destro provato da Cina Calderolli, non c'è stata deviazione, sarà semplice rimessa dal fondo.
Tiro con ancora Moliterno a dire di no, poi prova ad andare via Bueno ad Ezzi ma non riesce. Ezzi porta il pallone sul mancino, lo mette al centro Gherani sul fondo col destro. Seconda chance nel giro di 20 secondi per la Feldi. Calderolli, serie di finte su Raubo, poi pallone per Ezzi. Selusio pressato da Tiaghigno, ultimo tocco del giocatore della Feldi. Tiaghigno, Dudu, fermato per un attimo da Selusio, il possesso rimane però Fortitudo. Raubo tra le linee, lateralmente da Dudu. La giocata di Tiaghigno, deve uscire dal Cin al limite della propria area di rigore. Pallone alzato da Dudu per il mancino al volo, ciccato completamente da Bueno. Ha già battuto la Feldi, che nella metà campo offensiva con Selusio. Mancino di Selusio, Moliterno in due tempi, seppur con un po' di difficoltà riesce alla fine a bloccare il pallone Moliterno. Bueno prova ancora ad accelerare, pallone che finisce a Dalcin. Liberty va sul destro, lo prova Moliterno, risponde presente anche in questa circostanza. Poi Calderolli prova ad andare al volo verso Ezzi, pallone lungo. Chiama palla Lugero Lopez, che viene servito. Buona però la difesa di Venanzio sul pivot della Fortitudo, che riceve nuovamente e tocca per Gattarelli. Prova a liberare il tiro Gattarelli, lo prova, trova Venanzio, poi Thiago Lemos chiede il tocco, una mano da parte di Gattarelli, non c'è nulla per gli arbitri. Liberty prova ad andare da Caponigro, Matteus di testa, poi Caponigro prova a mettere giù il pallone che finisce a Venanzio, palla al centro, Thiago Lemos schermato da Cutrupi, tentativo di ripartenza per Gattarelli che tiene il pallone, poi riesce a trovare il passaggio giusto per servire Cutrupi. Dalcin lungo, Caponigro prova ma non riesce a controllare questo pallone. Moliterno lungo anche lui, con un pallone difficile da controllare, con Cutrupi che è bravo ma poi sfortunato nel rimpallo. Venanzio prova ad andare verso il taglio di Liberty, si chiude la difesa della Fortitudo, serie di doppi passi di Cutrupi, chiuso, poi passaggio rischioso con Matteus che finisce a terra, si continua a giocare, c'è un possibile 3 contro 2 per la Feldi. Liberty tocca per Venanzio, palla sul mancino per Venanzio che calcia alto,
Si è rialzato Matteus. Mentre rivediamo il tiro di Venanzio. È finito sul fondo. Può rimettere in gioco Moliterno proprio per Matteus. Bueno. Caponigro mette il piede con il pallone, poi finisce in rimessa laterale. Gattarelli, Matteus, Ruggero Lopez, il tocco per Gattarelli che finisce giù, non c'è fallo neanche in questa circostanza. Riparte la Feldi con Liberti, il suo esterno viene deviato da Bueno, poi un po' frettoloso Thiago Lemos che batte direttamente tra le mani di Moliterno. Gattarelli in avanti, Ruggero Lopez ne ha due addosso, prova a liberarsi, si porta il pallone fuori, poi si lascia anche cadere. Venanzio tocca per Dalcin, può avanzare il portiere della Feldi che alla fine calcia con il mancino direttamente sul fondo. 11 minuti e 7 secondi ancora da giocare al Palasele. 3-3 il punteggio. Caponigro guadagna rimessa laterale, non per l'arbitro. Ultimo tocco francamente granetto da parte di Matteus, con Caponigro che stava già organizzando la giocata da rimessa laterale che viene restituita praticamente da questa giocata di Moliterno. Liberti ha un po' di campo, punta Ruggero, lo supera in maniera netta. Liberti poi prova ad andare al centro, trova la deviazione da parte di Matteus. Ricambio. Dudu riesce a far uscire il pallone tra due avversari, poi Cutrupi dentro da Bueno, tocca Thiago Lemos, rimessa rosso-blu per il secondo arbitro. Liberti prova ad insistere, viene messo giù da Dudu con intervento falloso. Bravo a spostare il pallone all'ultimo secondo Liberti e conquistare il calcio di punizione. Caponigro e Liberti sul pallone. Liberti col mancino, aspettava lì questo pallone Moliterno che lo blocca. Dudu, Bueno, controllo non dei migliori, va comunque da Matteus, bella la giocata su Ugherani. Matteus poi prova ad andare al centro, serie di tocchi, alla fine allontana Ugherani. Dudu, Cutrupi,
Matteus, pressione forzata da parte di Caponigro. Trova l'alleggerimento su Cutruppi, la fortitudo Pomezia. Cutruppi che adesso potrebbe anche puntare Thiago Lemos, subito raddoppiato, allora si torna da Bueno. Dudu, Bueno, pallone in avanti per Cutruppi, Thiago Lemos, poi Cutruppi all'indietro con Cutrignelli che deve buttare via il pallone. Credo ci sia stata deviazione di Caponigro, vediamo cosa assegnano gli arbitri. Rimessa dal fondo, che in questo caso mi sembrava ci fosse stata una deviazione. Selusio, pallone intercettato da Raubo che va subito da Tiaghigno. Molitierno, chiama palla in avanti Raubo, prova ad andarci Molitierno che trova però Selusio. Ancora il 77 col mancino da lontano, la toccata Molitierno, calcio d'angolo. Calderolli alza per Salas che riesce solo a sfiorare questo pallone. Tiaghigno, bello il controllo col petto, contiene Calderolli che recupera il possesso. Selusio, intercetto da parte di Dudu che poi si complica la vita, pallone rubato. Ezzi per Calderolli, l'uscita di Molitierno e la ripartenza per Cutrignelli, tocco un po' lungo per Raubo che si impegna ma non può tenere questo pallone in campo. Calderolli per Selusio, poi ancora Calderolli. Salas di prima, c'è stato il tocco di Tiaghigno, la rimessa della Feldi. 7:40 da giocare, 10 minuti esatti dal gol di Cutrignelli che ha riportato il punteggio in parità, poi tanto equilibrio. Ezzi, può avanzare Dalcin, invitato al tiro dal Palasele. Dalcin invece va lateralmente da Selusio, il ricavo per Salas, tocca Molitierno, tocca anche Ezzi che la mette dentro per il gol del 4-3 della Feldi Eboli. Anche ammonito Lorenzo Ezzi dopo il gol. Feldi che a 7:18 dalla fine della partita si riporta avanti e allora la Fortitudo schiera nuovamente il portiere di movimento. Matteus, Tiaghigno, Matteus da lontano come nel primo tempo. Dalcin risponde presente, pallone che finisce a Selusio, non può calciare, va da Calderolli, tocco impreciso di testa Venanzio, poi Salas riesce a mettere giù il pallone che finisce a Calderolli, è rientrato tra i pali Molitierno. Salas non riesce ad arrivare su questo pallone.
di Calderolli, con il Ciolo che poi va a prendersi il cambio. Ha dato tutto in questi minuti di gioco, c'è tanto di suo nel gol di Ezzi. Tiaghigno verso Matteus, prima la testa di Tiago Lemos, rimessa laterale Pomezia, pallone rischiosissimo di Dudu con Tiaghigno e non riesce ad arrivarci, pallone in calcio d'angolo. Consegna il tagliandino del time out alla panchina del Pomezia, con Dudu che anticipa tutti, poi prova con una giocata raffinata ad andare dal compagno, pallone dall'altro lato per Tiago Lemos, blocca Molitirno. Cercato l'estetica in precedenza Dudu quando avrebbe potuto servire comodamente il compagno. Time out, eccolo che arriva, 5:45 da giocare, 4-3 il punteggio. Richiamate in campo le due squadre. Fortitudo ovviamente ancora con il portiere di movimento. Matteus, Bueno col mancino dal chin, poi Venanzio allontana. Raubo, rientra Calderolli nella sua metà campo dopo essere andato in pressione. Matteus, Tiaghigno, spinge proprio Calderolli, rimessa che è del Pomezia. Matteus da lontano dal chin, rischia ma la tiene. Dall'altro lato Tiago Lemos. Selusio chiede calma, Antonelli ovviamente. Dalla panchina Feldi. Venanzio. Selusio rischia con questo tocco di prima. Matteus subisce il fallo. Opportunità da calcio di punizione per la Fortitudo Pomezia.
Bueno, va da Dudu che colpisce male, tiro altissimo. Rilancia Dalcin, la toccata Kutrupi, no, per il 2 arbitrale. Allora subito Dudu a ricevere e a servire Matteus. Kutrupi chiama palla Dudu dall'altro lato, Kutrupi invece punta, ci prova adesso col destro Dalcin in due tempi. Selusio, bella palla per Calderolli, il tocco sotto che finisce alto. Ha cercato la soluzione forse più complicata Calderolli, ma comunque quando ti ritrovi Moliterno davanti, che è sicuramente una figura importante da superare, si può scegliere una soluzione di questo tipo. Matteus intanto tocca per Tiaguinho, tanto spazio, Tiaguinho salva Dalcin, poi fischia l'arbitro perché si è spostata la porta. Palla scodellata alla Feldi, con Selusio a condurre. Calderolli tocca per Dalcin che va al lancio lungo direttamente sul fondo. Palla lunga di Moliterno, va a saltare di testa con Kutrupi Dalcin. Matteus, Bueno, Matteus sul fondo, rimette velocemente il pallone in campo Dalcin, ma già rientrato tra i pali Moliterno. Venanzio scambia con Ugherani, poi Selusio, controllo impreciso e passaggio che finisce a Matteus. Dudu ancora per Matteus, prova la rubata Ugherani, Matteus in qualche modo torna all'indietro da Tiaguinho e reinserisce il portiere di movimento la Fortitudo, con Matteus che calcia da lontano Dalcin, pallone che non viene bloccato, poi Selusio alza e calcia fuori. Pallone in gioco, Tiaguinho, va via Thiago Lemos che spende il fallo, viene anche ammonito. Secondo fallo per la Feldi, due anche quelli del Pomezia 2. .30 da giocare, vediamo la trattenuta alla maglia da parte di Thiago Lemos, è stato ammonito. Gioco che può riprendere dalla metà campo Fortitudo, che cerca il pallone sul Raubo, si torna all'indietro da Tiaguinho, verso il centro Tiaguinho, chiuso fallosamente da Salas, anche ammonito.
mima il gesto del gomito l'arbitro. Sarei curioso quindi di rivedere questo fallo. Allargato comunque il braccio Salas, non propriamente gomito, ma comunque fallo che visto così ci può stare, con la panchina della Feldi che invece è in completo disaccordo con la scelta arbitrale. Dodù sul punto di battuta, tocca per Bueno, mancino di Bueno, Calderolli a chiudere. Matteus, Tiaghigno prova a pressare Salas, controllo che non riesce a Bueno, che fa rientrare Molitirno. Calderolli, spinto da Raubo, terzo fallo anche per il Pomezia. Salas per Calderolli, ancora dal Ciolo, poi all'indietro da Dalcin che rilancia senza pensarci su due volte, tocca Gattarelli che riesce poi anche a controllare Cutrignelli. Salas anticipa Tiaghigno nel duello tra 10, può rientrare però la squadra offensiva della Fortitudo. Matteus, Tiaghigno, Tiaghigno, Matteus ancora da Tiaghigno, Tiaghigno, pallone all'indietro per Matteus, Raubo, Dodù, chiuso da Venanzio, pallone che però è rimasto in campo, 60 secondi al termine. Raubo al centro, pallone che finisce a Salas che calcia. Matteus si trova proprio lì sulla traiettoria, riesce a toccarla in rimessa laterale con il petto. Time out Feldi Eboli con 54 secondi e 2 decimi da giocare. Richiamate in campo le due squadre per questi ultimi 54 secondi, con la Feldi che è avanti di un gol, la Fortitudo che sta provando il tutto per tutto per riportarsi quantomeno in pari. Dalcin subito pressato, trova Selusio che però era oltre la linea laterale. Matteus sfrutta il blocco, va da Bueno, chiuso da Venanzio,
Matteus calcia col destro, blocca Dalcin che può calciare, pallone con una traiettoria molto alta che finisce sul fondo. Tiaghigno, pressione alta della Feldi. Matteus, arriva Calderolli, vediamo di chi è la rimessa, è del Pomezia, dice l'arbitro. Dudu dall'altro lato per Raubo, calcia ma c'è Venanzio, poi Tiaghigno, palla sul secondo palo Dalcin, poi pallone che finisce a Salas che spara sul fondo. Ci sono 8 secondi ancora da giocare, ma c'è un uomo a terra e credo sia proprio il Ciolo Salas, sì. Pallone tra le mani di Bueno che gioca vicino per Matteus, deve risalire il campo la Fortitudo. Tiaghigno, 2 secondi, non calciano, non calcia la Fortitudo, allora non c'è più tempo, finisce così, vince 4-3 la Feldi Eboli che fa 3-3 in 7 giorni al Palasele e chiude in bellezza prima della pausa. Mister Luciano Antonelli,
vittoria sulla Fortitudo Pomezia e 3-3 per la sua Feldi in 7 giorni al Palasele. Una partita iniziata col botto con 3 gol di vantaggio, poi avete un po' subito il portiere di movimento della Fortitudo. Alla fine cosa